Benvenuti, oggi è lunedì 3 febbraio 2025. Il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 17.25. La luna si leva alle 9.45 e cala alle 23.18. Oggi si celebra San Biagio. Il nome Biagio ha origine latina e significa balbuziente. Il 3 febbraio di ogni anno ricorre la giornata internazionale del Golden Retriever. Istituita nel 2012 dall'americana Christine Schroyer per festeggiare questa razza canina, la cui storia è in realtà molto più antica. Originaria della Scozia, è frutto degli incroci fra il Flat-Coated Retriever ed il Tweed Water Spaniel. Nasce come cane da caccia da riporto in acqua per recuperare la selvaggina abbattuta dai cacciatori, ma con un morso morbido, in modo da non danneggiarne le carcasse. Attualmente il Golden Retriever, oltre ad essere un eccellente cane da compagnia, anche per le famiglie con i bambini, è anche un cane ottimo per la pet therapy ed è ideale come cane da utility e da salvataggio, grazie allo straordinario fiuto. Sono 66 le candeline per il regista turco Ferzan Özpetek. Ha iniziato la sua carriera come aiuto regista di Massimo Troisi, Maurizio Ponzi e Francesco Nuti. Il suo debutto dietro la cinepresa è avvenuto nel 1997 con Il bagno turco. Gli anni 2000 sono quelli dei trionfi, a partire da Le fate ignoranti, il dramma sentimentale con Margherita Bui e Stefano Accorsi, fino al pluripremiato Saturno Contro, il ritratto di un gruppo di amici alle prese con le difficoltà della vita. Tra gli altri film di Özpetek ricordiamo La finestra di fronte e Allacciate le cinture. Nel 2024 esce Diamanti, in cui torna a lavorare con molte attrici già presenti in altri suoi film. Festeggia 75 anni l'attore Alvaro Vitali, uno dei volti più noti e amati della commedia all'italiana. È stato scoperto da Federico Fellini, che lo ha voluto in alcuni dei suoi film, come Satyricon e Amarcord. Negli anni 70 sale alla ribalta della commedia sexy, accanto a comici come Lino Banfi e Renzo Montagnani, e a bellissime attrici, su tutte Hedwig Fenech. Nel decennio successivo giunge all'apice della popolarità col personaggio di Pierino, il bimbo birichino protagonista di Barzellette e Scherzi. Compie 47 anni Amal Al-Alamuddin, avvocatessa libanese naturalizzata britannica, che ha sposato nel 2014 il celebre attore George Clooney. Si è laureata in giurisprudenza all'Università di Oxford e ha conseguito un master alla New York University. Ha difeso clienti celebri come Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Ha incontrato George Clooney nel 2013, i due si sono innamorati e si sono sposati nel 2014 a Venezia, in una cerimonia da favola. Nel 2017 sono diventati genitori di 2 gemelli. È il 3 febbraio 1957, prende avvio sulla Rai il contenitore pubblicitario Carosello. Il suo successo sarà un indice di cambiamento dei costumi e della capacità della pubblicità di influenzare, tramite la televisione, le abitudini degli italiani. Ma sapete come funziona la radio? La radio riceve segnali tramite un'antenna che li trasforma in piccole correnti che oscillano. Un ricevitore le filtra, eliminando le frequenze indesiderate ed il cosiddetto rumore di fondo, ed estrae il segnale utile. Alla fine della catena il programma radiofonico originario viene riprodotto mediante gli altoparlanti. La prima stazione radio commerciale aprì negli Stati Uniti e andò in onda il 2 novembre 1920, riferendo i risultati delle elezioni presidenziali vinte da Warren G. Harding.
Alle 15:13 del 3 febbraio 1998 un aereo della Marina Militare americana, che stava ufficialmente compiendo un volo di esercitazione sopra le Alpi Trentine, tranciò i cavi della funivia del Cermis nei pressi di Cavalese in Val di Fiemme, facendo precipitare nel vuoto in 7 secondi una cabina con a bordo 20 persone. Nessuno è sopravvissuto. Avere il sangue blu. Questa espressione viene di solito utilizzata per indicare persone che hanno origini nobili. Ma perché proprio la scelta del blu? In realtà la ragione per la scelta di questo colore non è chiara, ma c'è un'ipotesi piuttosto convincente. Sembrerebbe infatti che, dal momento che i nobili non si esponevano mai al sole, a differenza delle classi povere che lavoravano in campagna, la loro carnagione era particolarmente chiara, tanto da lasciare intravedere le vene di colore bluastro. Il matto di oggi è la scrittrice americana Gertrude Stein. Poetessa lesbica quando di lesbiche non si poteva parlare, scrisse Autobiografia di Alice Toklas, il suo libro più famoso. Alice era la sua compagna, segretaria, amante e complice, che le fu accanto per tutta la vita. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità. Grazie per essere stati con noi anche oggi, vi rinnovo l'appuntamento a domani, mi raccomando non cambiate canale e buona giornata dalla vostra Martina.